Calcio, Serie B Palermo in campo oggi alle 17:15 contro il Sud Tirol. Gli uomini di Inzaghi a caccia dei 3 punti per riconquistare la vetta della classifica. Marco Gulà. Al Palermo il ritorno dalla sosta porta bene. I numeri infatti sorridono ai rosanero che oggi pomeriggio alle 17:15 al Druso contro il Sud Tirol dovranno vincere per non perdere la testa della classifica, in questo momento occupata da Frosinone, Cesena e Modena. Il Palermo adesso vuole mettere le ali sicuramente contro un Sud Tirol alla portata dei siciliani. L'imperativo non può che essere la vittoria. Sappiamo le difficoltà di quel campo, sappiamo il modo loro di giocare, sappiamo che bisogna andare a fare battaglia. Se non facciamo battaglia usciamo con le ossa rotte, per cui però la squadra lo sa benissimo, sa quello che dovremo andare a fare. Chi vedrò più pronto per battagliare inizierà la partita e basta. Tutto qua, è una partita difficile come lo sono tutte in Serie B, come lo era col Frosinone. Quello che avevo detto alla vigilia, se pensiamo in Serie B a volte leggo, sento, non siamo dietro le chiacchiere che sennò rifacciamo una brutta fine. La principale novità dovrebbe essere il debutto da titolare di Palumbo. L'ex Modena ha sfruttato la sosta per migliorare la condizione atletica e la sfida con il Sud Tirol sembra l'occasione ideale per vederlo partire dall'inizio. A rischio posto c'è Giasi, Brunori e poi Ampalo certi della maglia. Segre e Ranocchia verso la conferma a centrocampo. Rosanero senza tifosi al Druso di Bolzano. La trasferta vietata rischia di diventare un caso politico. Indignato il sindaco di Palermo Lagalla, mentre la deputata Carolina Varchi annuncia un'interrogazione. Tonino De Mana. Lo stop ai tifosi, a cui è stata vietata in extremis la trasferta di Bolzano, diventa un caso politico con la deputata palermitana Carolina Varchi che ha annunciato un'interrogazione. In attesa di sviluppi, una cosa è certa: il settore ospiti dello stadio Druso rimarrà vuoto e contro il Sud Tirol il Palermo non avrà il supporto del suo pubblico. Il provvedimento del commissario del governo per la provincia di Bolzano, comunicato a meno di 48 ore dall'incontro, che ha imposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sicilia per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ha suscitato disappunto da parte della tifoseria che aveva già organizzato il lungo viaggio. E anche se i biglietti già acquistati saranno annullati e rimborsati, l'FC Palermo ha espresso amarezza sulle tempistiche, definendolo una negazione dei principi dello sport. Tuona anche il sindaco Lagalla, che ha giudicato la decisione ingiustificata e irrispettosa. Da segnalare che non ci sono precedenti di incidenti tra le tifoserie di Palermo e Sud Tirol, particolare che non fa altro che alimentare le polemiche. Oggi Catania in campo a Cosenza per la 4ª giornata di campionato di Serie C. Rossazzurri che arrivano alla sfida a punteggio pieno. Confermato l'11 che ha sconfitto il Monopoli. La partita sarà trasmessa in chiaro da Telecolor. Marco Carri. Stadio San Vito Marulla, fra poco in campo su questo prato le due squadre del Cosenza e del Catania. Una partita importante che riveste ulteriore significato per il Catania, perché la squadra rossazzurra di Toscano arriva da 3 vittorie consecutive nelle prime 3 giornate di campionato. 2 invece i pareggi conquistate nelle prime 3 giornate di campionato da parte della squadra di Boucher, la squadra padrone di casa. Il Catania toscano che porta qui a Cosenza 23 giocatori, sappiamo non c'è Caturano, non c'è Rolfini, c'è invece nuovamente Di Tacchio, manca Quaini invece che sconta l'ultima giornata di squalifica. Per quanto riguarda la formazione dovrebbe essere la stessa che ha giocato e vinto in casa con il Monopoli, ma per tutti gli approfondimenti io vi rimando alla super diretta di Telecolor, fra pochissimo a partire dalle 14 con un ampio prepartita e poi la telecronaca della gara e alla fine le interviste ai protagonisti. Intanto è già crisi per il Siracusa, sconfitto in casa 3-0 dal Benevento. Gli azzurri, alla 4ª sconfitta consecutiva, resistono un tempo, poi crollano. Marco Petrolito. La reazione che ci si attendeva non c'è stata e il Siracusa rimedia così il 4º KO consecutivo, perdendo tra le mura amiche del De Simone con un Benevento decisamente più in palla e determinato. Campani che iniziano fortissimo con la messa per Salvemini e Bonucci che devia sulla traversa. Sempre Salvemini, tutto solo in area, all'8° trova ancora l'intervento strepitoso di Bonucci. Siracusa che risponde al 19° col tiro cross di Valente, ma Vannucchi para.
Al 27esimo la Mestre dice no a Bonucci, mentre allo scadere del primo tempo Manconi calcia con il piatto e sempre Bonucci, stavolta di piede, salva il Siracusa. La ripresa, dopo 30 secondi, cross di Lamesta, difesa azzurra che rimane ferma e Salvemini firma il vantaggio del Benevento. Il Siracusa si scuote, il 53esimo tiro di Valente sventato da Vannucchi, che in due tempi salva su Guadagni, ripetendosi qualche istante più tardi sullo stesso esterno Aretuseo. Ma al 68esimo Manconi si autolancia e supera Bonucci per il 2-0 ospite. E poi, al 72esimo, ancora il numero 10 calcia con il destro, firmando la sua doppietta personale. Azzurri che dunque ingoiano l'ennesimo boccone amaro, restano a quota 0 punti e che sono chiamati sin da subito a cambiare rotta. E noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, ancora buona domenica. Buonasera, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. I titoli del nostro telegiornale. Domani primo giorno di scuola per gli studenti siciliani, oggi ultima domenica di mare prima di tornare in aula. Tra novità e vecchi problemi, nel Ragusano arriva lo zaino della gioia per le famiglie disagiate. Hashish, marijuana e cocaina già confezionate e pronte per essere vendute al dettaglio. Sequestrate a Catania 12 kg di droga che sul mercato avrebbero fruttato oltre 200.000 euro. La flottiglia si ferma a Capopassero. Le navi dirette a Gaza sono in attesa dell'altro convoglio ancora bloccato in Tunisia. Anche in Sicilia, come in tutto il Mezzogiorno, occupazione da record, ma le fasce di età coinvolte e i contratti firmati non convincono i sindacati della nostra regione. A Piazza Armerina, anteprima nazionale della mostra che celebra Raffaello. Tra le opere esposte anche l'olio su cartone del 600 che riproduce la trasfigurazione del maestro di Urbino. Calcio in Serie C, il Catania affonda a Cosenza, la partita finisce 4-1 per i rossazzurri, prima sconfitta stagionale e primi gol subiti. Ancora ben trovati, parliamo di scuola, apriamo il nostro telegiornale con la scuola. Oggi ultima domenica di mare per molti studenti, anche se in molti istituti la campanella è già suonata nei giorni scorsi. L'inizio ufficiale delle lezioni in tutta la regione è fissato per domani. L'anno scolastico si apre con il no ai telefonini in classe e il caro libri che preoccupano un poco le famiglie. Il servizio di Simona Mazzone. Ma tu ce l'hai l'aria condizionata in classe? Mizzica, qua sta parlando di un miracolo praticamente perché non c'è. Mentre la colonnina di mercurio in questa domenica di metà settembre segna a Catania 30 gradi e oltre, gli studenti pensano all'ultimo bagno prima della campanella ufficiale, anche se in molti istituti le lezioni sono già cominciate nel fine settimana scorso. È emozionante perché poi non ci posso andare più. Quindi oggi fai l'ultimo bagno? Sì. Nuovo anno scolastico, nuove regole, come il divieto assoluto del cellulare in classe. Contenti i genitori. È giusto che quando siano in classe siano concentrati sulle attività da fare e non abbiano distrazioni. E i ragazzi indirizzati a rispettare le regole. È vietato e non lo facciamo. Secondo qualche studente invece vietare l'uso del cellulare non dovrebbe essere una priorità. Ci sono problemi ben più importanti dentro gli istituti. Per esempio sistemare le classi che alcune non hanno il climatizzatore, oppure gli edifici che alcune classi stanno crollando a pezzi. Come denunciato da USB Scuola anche di recente, circa l'80% degli edifici scolastici presenti nell'isola non è a norma. I genitori si dicono preoccupati per la scarsa manutenzione. Molte strutture sono non proprio in condizioni ottimali. Poi c'è il caro libri con costi esorbitanti che si abbattono sulle famiglie. Troppo cari. Noi abbiamo messo da parte i soldi da maggio. Libri usati o nuovi? Ormai è la stessa cosa. Tra libri, accessori, cancelleria e abbigliamento da comprare, per fortuna c'è chi può ricorrere all'aiuto dei preziosi nonni. Il nonno li porta in negozio, gli va a comprare le scarpe, le cose, e la mamma e papà sono molto contenti.
E adesso, in vista della riapertura delle scuole, a Santa Croce Camerina, nel Ragusano, si prepara lo Zaino della Gioia, una raccolta solidale per dare ad ogni bambino la possibilità di iniziare la scuola con le stesse opportunità dei compagni. Il servizio è di Veronica Barbarino. Penne, matite, quaderni, colori, astucci, diari e dizionari è tutto ciò che può contenere lo Zaino della Gioia. A Santa Croce Camerina parte un'iniziativa all'insegna della solidarietà e della condivisione. Tornare a scuola significa nuovi inizi, nuovi progetti per tutti i bambini, ma per le famiglie significa dover affrontare il peso delle spese di cancelleria. Soprattutto per quelle famiglie provate da difficoltà economiche, questa necessità può rappresentare un problema. Per questo motivo il Comune di Santa Croce ha scelto di realizzare questa semplice iniziativa volta proprio alla raccolta di materiale scolastico da destinare direttamente a quelle famiglie. Come? Attraverso la scuola. Saranno le stesse maestre, infatti, in ogni classe ad individuare chi ne necessita e a dare ad ogni bambino la possibilità di iniziare l'anno con le stesse opportunità dei compagni. Un modo concreto per far sì che nessuno resti indietro e che la scuola resti un luogo di crescita e uguaglianza. È possibile donare entro il 30 settembre nella sede del Comune. E oggi il compleanno di Papa Leone XIV, Sua Santità Robert Prevost compie 70 anni, da tutto il mondo arrivano gli auguri, a porgerli a nome del popolo italiano anche il Presidente della Repubblica Mattarella. Alla Sicilia, in particolare Lampedusa e Linosa, attendono la visita di Leone XIV, che ha più volte elogiato le isole definendole porta d'Europa. Adesso la cronaca, il business della droga a Catania, in un appartamento nella zona del Borgo i carabinieri sequestrano 12 kg di droga di qualunque tipo che sul mercato avrebbero fruttato oltre 200.000 euro. Il servizio. Droga, fiumi e piazze di spaccio gestite dalle cosche. L'allarme della Commissione Nazionale Antimafia, riunitasi a Catania, dimostra che gli stupefacenti restano il business per antonomasia della criminalità organizzata. Ed un'altra conferma arriva dall'operazione dei carabinieri del nucleo investigativo di Catania che al Borgo hanno sequestrato oltre 12 kg di droga. Dopo giorni di appostamenti e osservazioni, i militari dell'Arma hanno fatto irruzione in un manovano sospetto trasformato in laboratorio di confezionamento di stupefacenti. All'interno sono stati trovati 10 kg di marijuana in buste sottovuoto, 463 già suddivise in dosi, più di 1 chilo di hashish in involucri e capsule, 520 grammi di cocaina tra dosi termosaldate e pietra, mezzo chilo di cannabis in barattolini, caramelle gommose alla cannabis e caramelle allucinogene. Presenti anche 2 bilancini di precisione, una macchina per sottovuoto, un frullatore e centinaia di bustine per selezionare le dosi. Il valore della droga, se immessa sul mercato, avrebbe superato i 200.000 euro, soldi destinati ad alimentare ulteriori traffici ed attività illecite. L'appartamento era usato come base logistica e centro di smistamento. Le indagini proseguono per identificare i responsabili. Il materiale è stato inviato al laboratorio scientifico dei Carabinieri per le analisi di rito. Un uomo di 71 anni di Napoli è morto ieri sera sull'autostrada Palermo-Mazzara del Vallo cadendo da un terrapieno facendo un volo di circa 6 metri. Si era fermato con la sua auto per attendere il carro attrezzi. La sua auto appunto era rimasta in panne. Adesso parliamo della flottiglia in navigazione da ieri, gli attivisti che fanno parte di questo convoglio umanitario diretto a Gaza, dopo quasi un giorno di navigazione da Augusta, si sono fermati vicino a Capopassero. Sono 18 barche italiane, tutte ferme, in attesa di un altro convoglio ancora bloccato in Tunisia. Servizio di Emanuela Corsi. Vi racconto le ultime ore dalla barca Morgana. Sono partite nel pomeriggio di ieri dal porticciolo di Augusta le 18 barche italiane della Global Sumud Flotilla. Dopo quasi un giorno di navigazione il convoglio siciliano si è fermato nel sud dell'isola, nei pressi di Capopassero. Attendiamo che partano le barche da Tunisi perché non sono ancora partite, come già ormai sapete. Questa è l'unica motivazione per cui andiamo così lenti, perché ci dobbiamo unire a loro. Loro sono
molto più a nord di dove siamo noi. Le imbarcazioni pronte a muoversi dai porti tunisini di Biserta, Sidi Bou Said e Gamart hanno riscontrato diversi problemi e visto allontanarsi l'obiettivo della missione umanitaria, quello di rompere il blocco navale imposto dall'esercito israeliano. Secondo alcune fonti, 5 imbarcazioni tunisine sarebbero bloccate dal governo locale. La famiglia Madeira, la nave più grande della flotilla, su cui viaggia anche Greta Thunberg, è stata attaccata con un drone lo scorso 9 settembre. Stessa sorte per l'Alma, colpita il giorno successivo. Intanto il convoglio siciliano attende di potersi congiungere in mare con le navi ferme in Tunisia. Non vediamo l'ora di riprendere il largo per poter portare gli aiuti che abbiamo a bordo e per poter portare le nostre voci, che sono anche le vostre. Ci vorranno almeno 10 giorni per raggiungere le coste di Gaza, ha detto il deputato del PD Arturo Scotto, tra gli attivisti a bordo della Karma. La cosa più complessa alla fine era proprio mettere le barche a mare. La conferma che da Roma Birgi diventerà un nuovo centro europeo dei Top Gun degli aerei F-35 non agita i trapanesi. La guerra che in questo momento è in atto nell'Europa dell'Est e in Medio Oriente rimane, secondo appunto i trapanesi, molto lontana. Laura Spanò. Trapani rimane una città silenziosa nonostante quello che potrebbe avvenire presto con l'arrivo dei Top Gun degli aerei da guerra F-35. La vicenda è poco avvertita nonostante quello che sta accadendo a pochi chilometri dalla Sicilia. La guerra in Medio Oriente e il conflitto in Ucraina, conflitti apparentemente lontani ma che vedono in qualche modo coinvolta l'isola. I superpiloti che saranno dispiegati nell'aeroporto di Trapani sono quelli pronti a prepararsi ad entrare in azione. La base sarà gemella di quella che esiste già negli USA, in Arizona. L'aeroporto militare dedicato a Livio Bassi è da sempre una delle basi più importanti dell'aeronautica militare italiana e dell'Alleanza Occidentale o NATO. È prestato e resterà solo prestato dai militari al trasporto aereo civile. Nessun potenziamento su questo fronte, malgrado le promesse di farlo diventare uno scalo civile a 5 stelle. L'allerta sarà massima, con sicuramente l'innalzamento dei servizi di sorveglianza. Trapani diventerà una zona rossa. I segnali su quanto sarebbe avvenuto c'erano tutti, fino a quando dal Ministero della Difesa arrivò il no alla cessione demaniale di parte dell'area dell'ex aeroporto militare di Milo per far sorgere lì la cittadella dello sport. E proprio a Milo qualcosa di militare verrà collocato vicinissimo alle case di ericini e trapanesi. Record di occupati nel mezzogiorno d'Italia, Sicilia compresa, lo comunica l'Istat, che parla per la prima volta nella storia di un dato relativo al lavoro del 50% della popolazione, ma l'analisi delle fasce di età, dei contratti e degli incarichi non convince i sindacati della nostra regione. Il servizio di Manlio Viola. Cresce l'occupazione nel mezzogiorno d'Italia e per la prima volta nella storia delle rilevazioni Istat si supera il 50% di occupati al sud. Il dato emerge dal report destagionalizzato e riguarda il secondo trimestre 2025. La crescita dell'occupazione risulta costante, il dato era al 49,3% nel quarto trimestre 2024, era salito al 49,9% nel primo trimestre del 2025 per stabilirsi al 50,1% nel secondo trimestre 2025, quindi alla fine di giugno. Ma lo stesso dato è ballerino invece se si guarda all'età degli occupati. Lavorano oltre 10 milioni di over 50, mentre l'occupazione scende drasticamente per la fascia al di sotto dei 35 anni. Il lavoro poi riguarda soprattutto le fasce meno professionalizzate e peggio pagate. Dati comunque che non convincono i sindacati. Basti pensare che la crescita è localizzata sugli over 50 e quindi questo è determinato dalla crescita dell'età media lavorativa, visto che nel sistema previdenziale la gente fuoriesce sempre più tardi dai luoghi di lavoro, e invece le cose più drammatiche ce lo dicono rispetto all'occupazione giovanile, che dopo un periodo di crescita invece in queste settimane e in questi mesi stanno segnando il passo. In valore assoluto le persone occupate nel mezzogiorno a fine giugno 2025 erano 6.549.000, una cifra che denuncia 96.000 occupati in più in un anno. Questa crescita è localizzata sulle basse professionalità, sul lavoro precari, visto che il salario medio dei lavoratori e delle lavoratrici in questa nostra regione è sempre molto più basso rispetto al resto del paese.
In Italia manca ancora una normativa dettagliata in tema di fine vita. Se ne è discusso a Caltanissetta, dove si sono confrontati medici, magistrati e altri professionisti. E adesso ascoltiamo che cosa ne è venuto fuori in questo servizio di Rita Cinardi. Parlare della dignità del fine vita affrontandone le questioni etiche, bioetiche e sociali. Con questo spirito a Caltanissetta si sono confrontati medici, esponenti del clero, magistrati, psicologi e altre categorie professionali in una 2 giorni nata con l'obiettivo di avviare un dialogo costruttivo che tenga conto delle diverse sensibilità e delle conquiste della scienza. Nel convegno organizzato dal presidente dell'Ordine dei Medici di Caltanissetta, Giovanni D'Ippolito, si è fatto anche il punto sulla mancanza in Italia di una legge ordinaria che regoli l'applicazione del suicidio medicalmente assistito. Diciamo che il Servizio Sanitario Nazionale deve garantire una dignità delle cure e quindi anche del fine vita. Abbiamo bisogno di una legge ovviamente che disciplini meglio questo aspetto e che consenta di dare a tutti i cittadini delle certezze anche sul fine vita. Al di là della legge 219 del 2017 che prevede la possibilità per il malato di interrompere i trattamenti di sostegno vitale o anche di chiedere al medico di essere sottoposto a sedazione palliativa per congedarsi dalla vita, non esiste ancora una normativa dettagliata in materia. Al di là di questa normativa non esiste null'altro, malgrado la Corte Costituzionale con l'ordinanza del 2018, con la sentenza del 2019, con la sentenza del 2022 e le ultime 2 sentenze, una del 24 e una recentissima del luglio 2025, continua a ripetere al legislatore che è compito suo normare la materia. Adesso la cultura. A Piazza Armerina è stata aperta in anteprima nazionale una grande mostra che celebra Raffaello. Tra le opere esposte anche un olio su cartone del 600 che riproduce la trasfigurazione del maestro di Urbino. Il servizio di Orazio Longo. Da un lato un monumentale cartone del XVII secolo realizzato da autore ignoto con olio o tempera grassa a riprodurre l'ultimo capolavoro dell'Urbinate conservato nella Pinacoteca Vaticana. Dall'altro 47 incisioni e cromolitografie dedicate alle stanze dei musei vaticani e alle logge del Palazzo Apostolico realizzate dall'architetto e incisore francese Paul Le Tarugli nell'800. A Piazza Armerina, al Palazzo Trigona, si è aperta la mostra in onore di Raffaello Sanzio realizzata dalla società Renaissance con la curatela di Nicola Barbatelli e Vincenzo Sanfo. Una mostra particolare che celebra uno in particolare dei suoi più grandi capolavori, la Trasfigurazione, l'ultimo capolavoro di Raffaello mai terminato e che oggi è tributato qui attraverso un'opera di straordinaria qualità, un'opera successiva a Raffaello, uno splendido monocromo, un dipinto pieno di fascino e di mistero. Le 47 incisioni realizzate dall'architetto Le Tarugli comprendono 37 tavole in bianco e nero e 10 a colori. Momenti come questo, con Sevez, alla cui mostra è collegata in onore all'arte di Raffaello, diventano momenti di attrazione per le migliaia di visitatori che ogni anno arrivano nel nostro territorio andando alla Villa Romana del Casale. L'esposizione, patrocinata dalla Regione, dall'Ars, dal Comune e dal Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, è visitabile fino a dicembre tutti i giorni dalle 9 alle 19. Dunque un'occasione da non perdere. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa. Al rientro le immagini della sconfitta del Catania. Subito dopo pubblicità. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale, apriamo la pagina del calcio. Intanto vediamo una notizia che arriva dalla Serie B, vittoria pesante per il Palermo che oggi pomeriggio ha battuto fuori casa il Südtirol per 2-0, decisiva una doppietta del finlandese poi Ampalo, gol segnati al secondo minuto di gara, poi al 79esimo Palermo che con questi 3 punti raggiunge Cesena, Modena e Frosinone in vetta alla classifica. E adesso andiamo in Serie C, il Catania perde nettamente a Cosenza, la partita finisce 4-1 per i calabresi, rossazzurri irriconoscibili, il servizio di Marco Carli.
Prima sconfitta stagionale, primi gol subiti per il Catania. Una battuta d'arresto netta e meritata per una squadra che ha fatto pochissimo rispetto alle prime 3 di campionato e ha avuto un sussulto al momento dell'ingresso di Lunetta, in gol per il provvisorio 2-1. Siamo stati molli, dice Toscano, che complice un piccolo problema per Aloi nella seduta di rifinitura di ieri, decide di non rischiare l'ex Ternana dall'inizio. Jimenez va a centrocampo, mentre alle spalle di Forte con Ciccerelli viene schierato da Ausilio. Il Cosenza prende presto campo sfruttando la buona verve di Langella che va al tiro dalla lunga distanza, palla alta di poco. La squadra di Boucher resta padrona e va in vantaggio. Tripla conclusione, la prima allontanata dalla difesa, la seconda di Ricciardi che si stampa sul palo e poi la ribattuta decisiva con il tocco di Di Gennaro per spedire fuori il pallone, ma la sfera, dice il video support, aveva già varcato la linea, 1-0 per il Cosenza. Nella ripresa i calabresi mantengono il controllo del gioco e trovano il secondo gol con Florenzi, che da fuori sorprende Dini, molto indeciso nell'intervento, una topica la prima dopo alcuni salvataggi decisivi nelle partite scorse. È una sofferenza continua, il Catania non riesce a uscire dalla sua metà campo e Dini deve salvare su Mazzocchi che ha gioco troppo facile con Martic. Toscano prova ancora a cambiare l'inerzia della partita con Di Tacchio e Lunetta, il numero 23 va subito in gol, viene servito da Casasola e batte Vettorelle con un tocco sotto. Nel momento migliore gli etnei però si fanno sorprendere da una ripartenza calabrese nata da un calcio d'angolo a favore. Cowan scappa da solo, supera Dini con un rimpallo e spinge in rete da pochi passi, 3-1. I rossazzurri non si danno per vinti e ci provano con Forte che colpisce la traversa. Nel recupero però arriva anche il gol del 4-1 realizzato da Langella, fra i migliori. I rossazzurri invece colpiscono un altro legno con Di Tacchio. Il suo ritorno è uno dei pochi sorrisi insieme alla consueta verve di Lunetta e a qualche sprazzo di stop anche gli subentrato. Per gli altri un bagno d'umiltà, in Serie C non si può mai abbassare la guardia. Adesso sentiamo il commento alla partita dell'allenatore dei rossazzurri, Mimmo Toscano. Sapevo che avrebbero fatto una partita gagliarda contro il Catania. Noi siamo stati a volte molli, soprattutto nei duelli, ma anche quando avevamo la palla a non accelerare, a non velocizzare l'azione. A volte siamo arrivati anche ai 16 metri con poca convinzione e determinazione. Loro ce l'hanno messa di più e hanno portato a casa questa partita. La squadra doveva fare di più e poteva fare di più. Queste partite poi ti servono a tornare con i piedi per terra, noi e tutti, perché eravamo dei fenomeni, avevamo già vinto il campionato. Questo campionato è lunghissimo, difficilissimo e con molte insidie. Chi sarà più equilibrato, chi rimarrà unito nei momenti difficili supererà i momenti di difficoltà. Adesso parliamo del Siracusa, già in crisi, sconfitto per 3-0 in casa dal Benevento. Gli azzurri alla quarta sconfitta consecutiva resistono un tempo e poi crollano. Il servizio è di Marco Petrolito. La reazione che ci si attendeva non c'è stata e il Siracusa rimedia così il quarto KO consecutivo, perdendo tra le mura amiche del De Simone con un Benevento decisamente più in palla e determinato. Campani che iniziano fortissimo con la mesta per Salvemini e Bonucci che devia sulla traversa. Sempre Salvemini, tutto solo in area, all'8° trova ancora l'intervento strepitoso di Bonucci. Siracusa che risponde al 19° col tiro cross di Valente, ma Vannucchi para. Al 27° la mesta dice no a Bonucci, mentre allo scadere del primo tempo Manconi calcia con il piatto e sempre Bonucci, stavolta di piede, salva il Siracusa. La ripresa, dopo 30 secondi, cross di Lamesta, difesa azzurra che rimane ferma e Salvemini firma il vantaggio del Benevento. Il Siracusa si scuote, il 53° tiro di Valente sventato da Vannucchi che in 2 tempi salva su Guadagni, ripetendosi qualche istante più tardi sullo stesso esterno Aretuseo. Ma al 68° Manconi si autolancia e supera Bonucci per il 2-0 ospite. E poi, al 72° ancora il numero 10 calcia con il destro, firmando la sua doppietta personale. Azzurri che dunque ingoiano l'ennesimo boccone amaro, restano a quota 0 punti e che sono chiamati sin da subito a cambiare rotta. Adesso ci fermiamo, un'altra piccola pausa e ritorniamo subito dopo. Rientriamo in studio, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, dunque non ci resta che salutarvi, ringraziarvi per averci seguito e augurarvi un buon proseguimento di domenica a tutti.